A Vicenza la notte degli spiriti, a Chioggia quella delle streghe, a Padova appuntamento in villa con il fantasma di una giovane donna e in tutto il Veneto trekking urbano all'insegna del mistero, senza andare per forza in prestito delle tradizioni di oltreoceano, anzi guai a farlo. Halloween in salsa veneta in ogni angolo della regione per coinvolgere grandi e piccini, meglio se al calar del buio, quando luci soffuse e racconti di paura creano la giusta atmosfera. Artefici degli spettacoli del mistero, le Proloco, che di dolcetto o scherzetto non vogliono neanche sentir parlare. Assolutamente no, noi non amiamo queste americanate, noi vogliamo valorizzare la nostra storia, le nostre tradizioni, sono le anguane, i mazzarol, tutti questi personaggi misteriosi che ci raccontavano i nostri nonni e che noi vogliamo riscoprire e far conoscere. Le anguane, fate e sirene, creature fantastiche che popolano le anse del Basso Sile, e il mazzarolo, mazzarioli, il folletto pastore che nella tradizione della Sinistra Piave avrebbe liberato Oderzo dagli unni di Attila. In fatto di misteri e leggende, la tradizione di casa nostra non è seconda a nessuno e per coniugare atmosfere magiche e natura, il 1° novembre sarà l'oasi di Cervara, nel cuore del Parco del Sile, a Quinto di Treviso, ad aprire le porte per andare a conoscere draghi e cicogne e seguire all'imbrunire il volo dei gufi.